Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di una nuova partita in multiplayer, però registrata. Infatti ci ritroviamo all'interno di un replay abbastanza importante, infatti una partita abbastanza intrigante dove ci ritroviamo all'interno dell'insediamento assopito, una mappa davvero molto basilare, però che ovviamente concede il suo solito divertimento. Infatti ritroviamo un dojo degli arcieri dove ci stiamo catapultando immediatamente. Infatti, se come avete potuto ben vedere, ci ritroviamo all'interno di una partita 2 contro 2. Il mio compagno di squadra è Hisoka con il suo esercito in azzurro, che dispone di circa 4 unità di fanteria con fucile in prima linea, che si differiscono in fanteria orso nero, ma anche qualche fanteria della guardia imperiale e soprattutto un'unità di Royal Marines con 150 di portata, mentre il mio esercito, che si sta catapultando immediatamente verso il frontone opposto, potete vedere che si dispone in maniera molto differente. Infatti dispongo di 2 unità d'elite, ovvero la fanteria di marina e i Royal Marines con 150 di portata, quindi la portata aumentata. In seguito alcune fanterie di orso nero, ovviamente nuove reclute, quindi senza alcun potenziamento, e la fanteria orso nero con diversi potenziamenti per quanto riguarda l'abilità di ricarica e la precisione. Per quanto riguarda le cavallerie, entrambi, ovvero sia io che Hisoka, disponiamo di 3 unità di cavalleria con Yari, ovvero dei lancieri a cavallo, che sono utilissimi nel combattimento corpo a corpo con le altre cavallerie. Ed ecco che sulla sinistra troviamo anche un bel santuario che aumenta il morale di tutte le unità, mentre dall'altro lato ritroviamo il bonus per la resistenza. Invio gli indiani irochesi, come potete ben vedere, questa unità di Kikon Yari abbastanza potenziata per aiutare le unità di Hisoka, che probabilmente si ritroveranno in difficoltà perché potete ben vedere che le unità del nemico sono scese quindi dal cavallo per conquistare il dojo. E qua ritroviamo anche un'unità molto ben potenziata, livello 9 di Kiko Yari. Per quanto riguarda gli avversari, ragazzi, intanto sta avvenendo lo scontro tra le cavallerie di Hisoka e le mie. Intanto Hisoka cerca di fare un bel giro per colpirle nelle retrovie e quindi distruggere più uomini possibili, anche se sono limitati per quanto riguarda la carica per colpa di un servitore. Ed ecco che anche le mie unità a breve entreranno in combattimento per dare una mano a Hisoka. Innanzitutto ecco qua le unità di 150, con 150 di portata che iniziano a far fuoco, ovvero i miei Royal Marines che si ritrovano nelle retrovie di Hisoka per dare una mano, quindi una sorta di fuoco di supporto. E come potete ben vedere, gli avversari dispongono di truppe molto semplici come della fanteria orso nero, fanteria orso rosso abbastanza potenziate, e invece nell'altro frontone dispongono di una fanteria davvero molto più intrigante come la fanteria di marina con 150 di portata. In seguito troviamo anche i Marines americani, sempre con una ricarica fantastica a causa della conquista del dojo degli arcieri, e in seguito anche i 2 generali che sono fucilieri. Nel lato opposto, nel frontone est, possiamo ritrovare le unità di cavalleria con Yari, ovvero che appartengono al mio schieramento, che si sono scontrate immediatamente con le unità avversarie e si ritrovano con abilità abbastanza elevate, però contro un avversario che gode del vantaggio della superiorità numerica. Anche dei lancieri si stanno avvicinando per aiutare i loro cavallerizi a 4 zampe, e quindi cercano dovrò eliminarli immediatamente prima che arrivino allo scontro. Innanzitutto su questo frontone potete vedere che l'avversario inizia a vacillare, infatti le mie unità guadagnano una sorta di vantaggio in battaglia grazie alla loro superiorità numerica, ma anche alla loro abilità in battaglia dovuta ai potenziamenti che ho effettuato. Infatti guardate la prima linea nemica dei Marines americani come è ridotta all'osso, il tempo che si sistemano e vengono nuovamente smantellati. Da questo lato potete vedere che la mia fanteria di marina ha subito troppi danni e quindi cerca di ritirarsi all'interno delle mie retrovie, mentre da questo lato la mia cavalleria è stata sconfitta, e quindi alcune unità di fanteria orso nero vengono fermate immediatamente per contrastarla prima che arriva direttamente ai miei uomini per mandarli in fuga. Su questo frontone potete vedere che la battaglia ormai è stata vinta, mentre nel frontone opposto, dal lato di Hisoka, la sua cavalleria è stata eliminata, soprattutto perché la cavalleria nemica era in sovrannumero e quindi non è riuscito a fermarla. Quindi adesso ritroviamo solo delle unità di fanteria contro delle cavallerie. Da questo lato potete vedere che le pallottole si sono fatte sentire, hanno
inflitto al nemico numerose perdite e è costretto a fuggire. Infatti ritroviamo anche alcuni lancieri che ormai hanno perso le loro speranze e cercano di rientrare all'interno del loro accampamento fuori dalla battaglia. Ecco alcuni Kikoyari in formazione allargata per evitare delle perdite che iniziano ad avanzare, seguiti da un fuoco della guardia del generale che è bersagliata direttamente dalla fanteria di marina, che va a scontrarsi contro le mie unità di fanteria Orsonero. E adesso invio direttamente il generale e qualche unità di Royal Marines che hanno aiutato Hisoka nel combattimento di soppressione per eliminare tutte le unità, e soprattutto anche i lancieri che sono stati davvero non sono stati molto utili, cercano di andare via, però sempre tengono impegnate le unità e può essere un problema. Ed ecco che alcuni Kikoyari cercano di avvicinarsi ma vengono spazzati prima che arrivino, e ormai rimane solo il generale con 155 di portata, che non ha alcuna speranza contro tutte queste canne rigate che troviamo davanti. Nell'altro frontone potete vedere che le unità di Hisoka iniziano a far fuoco, ovvero le sue unità di Royal Marines con 150 di portata. Mettiamoci nella sezione del nemico, vedete un po' anche delle cavallerie che cercano di avanzare e quindi di uccidere le unità scontrandosi direttamente. Però ragazzi, le unità d'elite sono così ben addestrate che nel combattimento corpo a corpo riescono a ottenere un vantaggio contro la cavalleria ammirevole. Guardate un po', una cavalleria 27 di attacco corpo a corpo potenziata necessariamente con qualche bonus viene sia distrutta dai fucilieri che sparano alle sue retrovie, quindi demoralizzata, ma i Royal Marines ragazzi dispongono di 7 abilità nella difesa e 12 attacco corpo a corpo, quindi più di una qualsiasi unità di fanteria normale. Sono ottimi per contrastare una cavalleria se non sia altro. Comunque nel lato opposto potete vedere che le unità, il reggimento di elite della fanteria della Guardia Imperiale cerca di contrastare e spostare degli orso bianco sul frontone di fuoco per eliminarli nel modo più veloce possibile. Ed ecco che le mie unità di fanteria, dopo aver schiacciato il nemico su questo frontone, cercano di dare una mano a Hisoka per completare l'opera e quindi terminare il nostro lavoro. Vedete un po' che il generale di Hisoka è abbastanza rinfoltito, infatti non ha perso molti uomini, quindi continua a far fuoco con i suoi Winchester e ormai la partita si è fatta a nostro favore. Guardate un po', le unità di cavalleria del nemico potevano certamente sconfiggerci oppure dare qualche vantaggio all'avversario se ci avessero colpito nelle retrovie, ma ciò non è avvenuto e quindi le nostre canne sono riuscite a distruggerli immediatamente sul campo di battaglia. Può sembrare una mappa abbastanza semplice ragazzi, ma per via dei doci vi assicuro che non lo è. Le mie unità a stanche arrivano senza aver colpito neanche un uccellino e abbiamo vinto di misura, però il nemico ovviamente è stato sconfitto, disonore e morte appartengono al nemico. Andiamo avanti ragazzi. Eccoci ragazzi all'interno di una nuova partita. Questa volta al mio fianco mi ritrovo nuovamente con Comet, il mio alleato di color rosso col suo stendardo spumeggiante, che ci ritroviamo nuovamente all'interno di una fantastica partita, all'interno di una nuova mappa che per adesso non ricordo il nome. Comunque una mappa abbastanza collinare con diversi ostacoli, diverse peripezie da affrontare. Comunque iniziamo direttamente con la descrizione degli eserciti. Una partita replay con delle unità di cannoni, macello Matix T47, che nome bizzarro, delle unità di cannoni Armstrong che iniziano a bersagliare l'avversario, ma anche l'avversario si fa sentire con le sue belle unità di cannoni navali. Innanzitutto troviamo dal lato di Comet, iniziamo a descrivere il suo esercito, che è molto più semplice. Dispone di 4 unità di fanteria Orsonero nuove reclute, cioè l'hanno prese dall'accampamento e l'hanno tirate fuori a calci, un'unità di cavalleria Kikon Arco. Ragazzi, l'unità di Kikon Arco può sembrare stupida, però è fondamentale se si sa usare, perché riesce a infastidire il nemico e portarlo a effettuare delle mosse sbagliate. Infatti un'altra cavalleria Kikoyari sta andando a conquistare il dojo degli spadaccini e adesso vi spiegherò il motivo, perché il dojo degli spadaccini in una battaglia con i fucili può essere inutile, però invece guardate un po' qui cosa accadrà. Ecco qua ci ritroviamo anche altri Kikoyari seguiti da altri Kikon Arco, quindi 2 unità di Kikon Arco. E invece nel mio frontone potete notare delle unità piuttosto insolite. Guardate un po', ritroviamo in prima linea dei lancieri di leva, eccoli qui, e in seguito, guardate un po', ritroviamo degli Shojitai, Kaki con katana, quindi delle unità appartenenti al vecchio ordine, però riassemblate, quindi riformattate con il nuovo Shogun, ovvero Fall of the Samurai. Sul frontone destro troviamo il dojo degli arcieri e le mie 4 unità di cavallerie con Yari cercano di nascondersi all'interno di questa sorta di boschetto per prenderne il controllo. I nemici dispongono di numerose unità di cavalleria, infatti anche il generale è un abile fuciliere, seguiti da alcuni lancieri di leva, una tattica ammirevole: attirare la cavalleria per poi finirla con i lancieri, ma questo non basterà. Come potete ben vedere, le unità nemiche dispongono di cioè all'interno dell'esercito nemico ci sono numerosi
fucilieri e numerosa fanteria orso bianco che inizia a far fuoco sulle mie unità, ed ecco qui che potete vedere anche la polizia di Kyoto che cerca di contrastare immediatamente le mie unità di fanteria che stanno iniziando a venire giù dalla collina. E ecco il nemico anche con i pappagallini Parrot, guardate qua che sono forti questi cannoni, sono delle nuove reclute, anzi hanno qualche piccolo potenziamento, però non sono davvero molto efficaci in battaglia. Altra fanteria orso bianco che cerca di aggirare le mie unità, che sono riuscite finalmente ad arrivare allo scontro. In questo frontone possiamo notare che Comet si sta avvicinando per far fuori il nemico azzurro, che come potete vedere mi ha raddoppiato, ovvero mi ha inviato un'unità di Kikoyari sulle unità con katana. Infatti mi ritrovo in netta difficoltà perché le unità del mio alleato non sono riuscite a occuparsi direttamente delle sue unità, però gli Shojitai sono riusciti a spezzettare anche i piedi ai cavallini. Vi chiederete cosa sono questi buchi all'interno della mappa? Vabbè, non sono cannoni ragazzi, sono le cannonate che provengono dalla costa, non so dov'è il mare, qui guardate un po', supereranno anche le montagne, un'abilità che dispone il generale, ovvero il generale comandante, al termine dei suoi 19 punti di assegnazione, e come potete ben vedere non è riuscito a far molto, guardate un po', non ha colpito quasi nulla, comunque qualche vittima c'è stata. Potete vedere che gli Shojitai sono stati formidabili, hanno spazzato direttamente la prima linea, guardate un po' che si ritrovavano soprattutto in difficoltà, qui ritroviamo il mio generale messo in fine alla morte. E come potete ben vedere gli Shojitai ragazzi hanno spezzettato definitivamente la fanteria orso bianco, che a mio parere è la migliore per quanto riguarda il combattimento nel corpo a corpo. Le cavallerie si sono scontrate, anche i lancieri si stanno dando da fare, mentre le mie cavallerie sono riuscite a spazzare via tutti i Kikoyari. Guardate un po' ragazzi, all'interno di questo nuovo shogun è fondamentale vincere con la cavalleria per poi essere più avvantaggiati nel raggirare il nemico nelle sue retrovie. Ecco i miei Shojitai con in mano il macete ragazzi, che continuano ad andare avanti per dare una lezione agli avversari che stanno scappando. Vedete un po' la fanteria orso bianco che ormai si ritrova all'interno del boschetto, inseguita da 10.000 giubbe rosse qui che continuano a fare il loro sporco gioco. Ecco ancora unità di cavalleria che continuano ad aggirarsi su questo frontone, anche gli orso bianco del nemico ormai restano immobili, e in questo frontone potete vedere che Comet sta ottenendo una abbastanza semplice vittoria, anche se delle unità di cavalleria lo stanno attaccando dalle retrovie, cerca di fare del suo meglio. Ecco, disponeva anche di un'unità di dragoni azzurri, che è un'unità qualità-prezzo ottima secondo questo criterio, ed ecco qui che continua a far fuoco. Ormai si sono scontrate anche delle unità con la sua cavalleria, ormai non rimane più nulla, continuano ad arrivare sempre cannonate dall'alto per quanto riguarda il fuoco marino, e vedete un po' che ormai il nemico si ritrova in netta difficoltà, non riesce più a sistemare le sue unità per contrastare le unità di Comet, mentre nel lato opposto sono riuscito a ottenere una vittoria con queste katane che scendevano immediatamente dalla collina senza dare scampo al mio avversario. E adesso ecco dei colpi dei cannoni con lo shrapnel, delle cannonate che arrivano a distruggere le mie katane, ma ciò non basterà perché vedete un po' che si ritrovano sempre in vantaggio contro la fanteria orso bianco, perché spada contro fucile nel corpo a corpo non avrà nessun vantaggio. Intanto potete vedere che le unità di fanteria orso bianco continuano ad andare avanti, ma nel momento in cui arriveranno le katane li faranno tornare indietro, e comunque ragazzi abbiamo ottenuto un'altra importante vittoria. Ormai ancora la barra dell'equilibrio dice che ci ritroviamo in parità, perché le unità si ritrovano sempre in una sorta di equilibrio, però dal mio lato sono riuscito a stravincere l'avversario e numerose unità del mio avversario azzurro, ovvero l'avversario di Comet, e così questa può essere un'altra tattica ragazzi appartenente al nuovo esercito, al nuovo shogun ragazzi, che può essere fondamentale soprattutto se l'avversario dispone di unità di fucili come all'interno di questa partita. Fatemi sapere soprattutto ragazzi che cosa ne pensate per quanto riguarda Civilization 5 e la sua espansione Goods and King. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quindi esprimete la vostra opinione come l'avete espressa su Magic, e vedrò che cosa fare. Per quanto riguarda Spec Ops The Line, per adesso ci fermiamo un po' perché voglio vedere intanto questi nuovi giochi che mi stanno appassionando di più. Ovviamente il genere strategico mi attira di più di un action game in terza persona, quindi vedrò di regolarmi un po' con questi due nuovi giochi che ormai sono usciti, questo Magic e questo Civilization 5, ma tutto dipenderà ovviamente dalle vostre opinioni che
mi farete sapere all'interno del prossimo video, all'interno di questo video, quindi vi invito a lasciare un commento e soprattutto anche un'opinione e un voto per quanto riguarda la partita che abbiamo necessariamente vinto. Guardate un po' ragazzi, questi arcieri a cavallo come sono fondamentali all'interno della partita, hanno ucciso 27 uomini, però hanno indotto il nemico a effettuare degli errori davvero fenomenali che l'hanno condotto ad avanzare, perché se i fucilieri dispongono di 125 di portata, 125 di portata non sono abbastanza e quindi dovrebbero rimanere sotto il fuoco costante delle frecce nemiche, quindi sono costretti ad avanzare e scontrarsi contro le unità di fanteria che necessariamente spareranno, e quindi ci sarà un doppio fuoco su di essi a rompere le scatole. Innanzitutto anche ai pappagallini gli abbiamo spezzato le ali, guardate un po', li abbiamo spennati a dovere e ormai le mie katane sono riuscite a ottenere vantaggi. Attaccheremo in seguito l'avversario di Comet dalle retrovie e possiamo dire di aver vinto questa battaglia con una vittoria schiacciante. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!